Ben ritrovati con questo nuovo approfondimento di Radio Veneto Agricoltura che quest'oggi dedicheremo al PSR, Programma di Sviluppo Rurale, ma in particolare le misure rivolte ai giovani, quindi PSR e giovani. Per parlare di questo abbiamo invitato il dottor Alberto Andriolo della Direzione Agroalimentare della Regione Veneto. Grazie Alberto per essere qui oggi. Grazie a te, buongiorno a tutti. La persona che si occupa in particolare delle misure del PSR rivolte ai giovani. Quindi la prima domanda non può essere che questa, e cioè stiamo andando a conclusione del PSR del periodo 2014-2020, un primo bilancio rapidamente, quale può essere? Possiamo dire che il bilancio è senz'altro positivo. Abbiamo avuto un crescente interesse da parte dei giovani e lo testimoniano anche l'aumento dell'occupazione nel settore, non solo agricolo ma anche agroalimentare, e anche le domande che sono state presentate per l'insediamento di giovani agricoltori e quindi per il subentro a livello aziendale dei giovani conduttori. È quello che va sotto il nome di pacchetto giovani, queste misure, vero? Sì, esattamente. Infatti da alcuni anni nella Regione Veneto non attiviamo il semplice premio per l'insediamento, ma una serie di misure che possono essere correlate a questo, come l'ammodernamento aziendale o le misure per la diversificazione delle attività in agricoltura. Con il pacchetto giovani quindi si dotano le aziende di consistenti risorse per lo sviluppo di progetti di innovazione e di ammodernamento generale delle imprese. Diamo due numeri. Allora, guardando questo periodo di programmazione, quindi il 2014-2020, le domande pervenute e finanziate sono state circa 1400, quindi ogni anno circa 300-320 giovani hanno potuto insediarsi in agricoltura. Quindi 300 giovani circa ogni anno, giovani agricoltori. Infatti una delle novità che sono state introdotte in questo periodo è stata quella di programmare in modo puntuale i bandi, in modo tale che ogni anno ci fosse la possibilità di accedere a queste iniziative. Certo. E quali sono le risorse concrete a cui hanno potuto accedere questi giovani? Allora, con il pacchetto giovani noi attiviamo il premio per il primo insediamento, che sono 40.000 euro per azienda, e poi il giovane ha la facoltà di attivare la misura 411, quella dell'ammodernamento aziendale, che consente di attivare fino a 600.000 euro di spesa ammissibile con un contributo variabile dal 50 al 60% se in zona montana, oppure le misure di diversificazione che intendono favorire i servizi che l'azienda agricola può offrire ai cittadini, come l'agriturismo, le fattorie didattiche, ma anche le fattorie sociali o la produzione di beni trasformati o di servizi per il territorio. Certo, ricordiamo che è in atto, c'è un bando attivo in questo momento che è l'ultimo del 2019 e poi ce ne sarà un altro ancora, l'ultimo a fine 2020. Sì, infatti nella programmazione che la Giunta regionale ha fatto del sviluppo rurale, delle iniziative di sviluppo rurale, ai giovani è stata riservata particolare attenzione. Quindi con la delibera 1941 del 2019 a gennaio abbiamo aperto i termini per la presentazione delle domande, che per i giovani si concluderanno il 9 di aprile. Mentre per il 2020 è previsto un bando analogo che vedrà la luce sempre verso la fine dell'anno. Beh, quindi una nuova interessante opportunità per i giovani, quindi il 9 aprile scade il bando del 2019, poi prepararsi per l'ultimo bando del 2020, che sarà quando più o meno? Dovremmo garantire la stessa tempistica, per cui a fine anno verrà predisposto il provvedimento di giunta e da lì i termini per la presentazione delle domande. Benissimo. Quali sono poi i settori che stanno interessando maggiormente i giovani, i nuovi agricoltori giovani? Diciamo che i giovani sono attenti a quello che è ovviamente lo sviluppo di un progetto aziendale che possa garantire la sostenibilità economica della propria azienda. Vediamo che il settore viticolo o quello orticolo possono avere uno sviluppo, perché questi sono quelli che ci hanno dato maggior soddisfazione, ma anche per le produzioni zootecniche e lattiero-casearie vediamo che i giovani tendono a rimanere in azienda e a proseguire laddove appunto delle iniziative volte all'ammodernamento e alla cura anche dell'ambiente garantiscono la permanenza dell'azienda. Certo. Tutto questo in vista della nuova programmazione 2021-2027.
Stavo dicendo, stiamo discutendo la nuova, a livello istituzionale europeo, nazionale e regionale, la nuova programmazione 2021-2027. La Regione Veneto è stata tra le primissime regioni a avviare il dibattito. Come te intravedi, come si sta preparando la nuova programmazione? Con la conferenza dell'agricoltura che è stata condotta lo scorso anno, si è conclusa infatti a giugno, abbiamo prodotto un documento che è stato approvato dalle istituzioni regionali per traguardare questo periodo. Sono stati indicati i fabbisogni e individuati i punti di debolezza, di forza, ma anche le opportunità che si aprono con il nuovo periodo di programmazione. I nuovi regolamenti sono ancora in fase di definizione, è stato un percorso piuttosto lungo che si presume andrà a conclusione quest'anno, però ci stiamo preparando insieme anche alle altre regioni e agli uffici ministeriali a cogliere queste opportunità che partono comunque da una traduzione a livello regionale di quelle che sono le necessità e i fabbisogni che devono essere soddisfatti per i nostri agricoltori e i nostri allevatori. Certo, aspetti molto importanti che poi andranno a collegarsi alla nuova strategia europea del Green Deal, dove ci sono grandi attese soprattutto per i temi ambientali e il ruolo che avrà l'agricoltura in tutto questo, tenendo sempre conto però che da un'altra parte c'è la riduzione probabile del bilancio, anzi sicura, del bilancio della PAC dei prossimi anni. Quindi discussioni che stanno appunto, che sono in corso e che porteranno, vedremo a cosa esattamente, ma speriamo al bene della nostra agricoltura. Ringraziamo il dottor Alberto Andriolo della direzione agroalimentare della Regione Veneto per essere stato oggi qui con noi e un arrivederci alla prossima settimana.